L'insegnamento di San Pellegrino è chiaro: camminare nella vita avendo come centro Gesù. A spiegarlo Don Paolo Gagliotti in occasione della festa patronale di Santa Maria di Sturla a Carasco. Se togliamo Gesù Eucaristia, ha detto nell'omelia, rischiamo di girare in tondo. Il riferimento è al mondo di oggi. L'uomo, ha spiegato ancora, si comporta come un asino impegnato a girare la macina con il paraocchi. Vive illudendosi di andare diritto, invece ruota su se stesso e produce per altri senza essere felice. Non è la condanna dell'uomo moderno, ha chiesto Don Gagliotti, di una società che ha detto sono io il centro della mia vita e invece ruota attorno al nulla. Pellegrino invece invita a camminare nutrendosi sempre di Cristo, avendo fiducia in un Padre che ama. Il santo, che in origine aveva un nome regale, scelse di riconoscersi soltanto nella dignità del camminare. Pellegrino, come di chi si mette in viaggio, compie delle tappe, ma a un certo punto deve fermarsi perché ha bisogno di pane. È Gesù, il pane della vita, dice San Pellegrino, la croce d'altra parte è stabile, è il punto su cui tutto ruota. Il santo si è fidato di questo e ha fatto strada, ha spiegato Don Paolo Gagliotti. Chi cammina così non è mai solo e San Pellegrino lo dimostra. Ancora oggi la parrocchia di Santa Maria di Sturla si è riunita intorno al suo nome. I più anziani, ha ricordato il parroco, chiamano ancora la chiesa San Pellegrino, nonostante sia stata affidata ad inizio secolo a Maria, quale madre della comunità, e l'affresco sulla facciata che rappresentava il santo sia stato ridipinto. Ecco dunque l'invito: camminare mettendo Gesù al centro della vita per non smarrire la strada. Come fare? Ad esempio andando a messa la domenica, giorno che è culmine ed inizio della settimana. Partecipando all'Eucaristia, ha concluso Don Paolo Gagliotti, tappa dopo tappa, come accade ai veri pellegrini, la nostra vita diventerà pane e salvezza interiore.